Il giorno ufficiale in cui saranno costituiti i nuovi gruppi sarà lunedì prossimo. È questa la nuova maggioranza che affiancherà il sindaco Marco Zonta alla guida del comune di Rossano Veneto. Al suo fianco passano i 4 consiglieri di Prima Rossano con il candidato sindaco Davide Berton, a cui si aggiungono l'attuale vice sindaco Paolo Trentin e l'assessora Elga Battaglin. Una scelta obbligata, spiega il sindaco Marco Zonta, per evitare le dimissioni. Scelta obbligata per rispetto del paese, del Comune di Rossano Veneto, dei suoi cittadini, perché abbandonare adesso con le opere pubbliche, penso alla piazza, penso all'asilo, le opere che abbiamo con il PNRR, l'ampliamento del nido, abbandonare adesso, lasciare tutto in mano a un commissario avrebbe voluto dire una debacle personale per quanto mi riguarda, ma poi un danno anche per tutto il Comune. Un accordo su 3 punti, quello tra il sindaco e il gruppo Prima Rossano. Quando ci siamo proposti, noi ci siamo candidati non contro una persona, ma per un'idea, per un programma. In questo momento in cui Rossano Veneto è un cantiere a cielo aperto, in cui servono scelte amministrative, in cui abbiamo 2 opere del PNRR che hanno tempi stretti e contingentati e necessitano di un'amministrazione che sceglie, abbiamo scelto di costruire. Il sindaco Zonta potrà contare sull'appoggio di 7 consiglieri su 13 eletti. A novembre il prossimo consiglio comunale.